Ben ritrovati cari ascoltatori nel nostro consueto appuntamento alla scoperta degli itinerari del Friuli Venezia Giulia. Come ogni settimana attraverso gli ambassador di Turismo FVG andiamo a scoprire non solo luoghi meravigliosi ma anche particolarità, tradizioni e soprattutto anche profumi. Non solo, ma l'enogastronomia, cuore della nostra regione, è anche così peculiare e particolare nelle diverse zone. Innanzitutto presentiamo subito l'ambassador di oggi, che è Marina Del Colle. Buongiorno e benvenuta Marina, prima di tutto. Ciao, buongiorno a tutti. È un piacere averti qui, anche perché tu, insomma, veramente hai provato tante diverse esperienze nella tua vita, dal marketing anche ai servizi sociali, hai viaggiato, sei sportiva, sei mamma, hai viaggiato un po' dappertutto e poi sei tornata qui a vivere in Friuli e per questo proprio ne apprezzi ogni giorno le sue peculiarità e anche la bellezza di vivere in questa regione così particolare. Sì, sono rientrata a vivere in Friuli, che è una terra stupenda, ed è per questo che mi spendo per promuovere il turismo in questa zona così a nord-est d'Italia. In particolare faccio un accenno al fatto che sono anche accoglitore di città per la città di Spilimbergo, un piccolo progetto nato dall'ufficio turistico dell'amministrazione comunale, che accoglie gratuitamente le persone che vengono in visita a Spilimbergo e noi accoglitori raccontiamo la città con i nostri occhi e con il nostro vissuto e li portiamo un po' a visitare i nostri posti del cuore. È una bellissima figura questo dell'accoglitore di città, già questa parola insomma ci piace. Sì, è un po' come se arrivasse in città un amico e quindi con questo amico facciamo un giro attraverso la città, raccontiamo un po' i nostri vissuti, le nostre storie, indichiamo i luoghi dove poter assaggiare i prodotti tipici, dove poter acquistare gli oggetti che ricordano il nostro territorio. E in questo modo, ecco, così si vuole rendere omaggio a una città conosciuta in tutto il mondo per la sua scuola e per il mosaico, ma non solo. Bellissimo Marina, ma un altro luogo dove proprio si condivide, si racconta della città, ma si raccontano anche esperienze di vita che fanno parte proprio, ad esempio, della meravigliosa città di Udine, sono le osterie ed è di questo anche che ci parlerai oggi, vero? Certo, perché l'acqua e il vino sono da sempre gli elementi fondamentali della vita nel nostro Friuli. Il tagliamento in particolare, che segna così prepotentemente la regione, e in particolare poi il suo affluente l'Edra, che arriva nella città di Udine e che attraverso le sue rogge lambisce tutte quelle osterie storiche che si sono man mano nel tempo create. E quindi la passeggiata che si può fare seguendo appunto il flusso delle rogge in un'ottica lenta, si può riuscire a cogliere, ecco, il racconto di una città da un nuovo punto di vista più naturalistico e intersecato con la tradizione che è rappresentata appunto dalla frequentazione delle persone in queste numerose osterie sopravvissute. E queste osterie storiche, con l'avvicendarsi di molteplici attività del passato, crescevano accanto alla vita proprio dei vari artigiani, dei luoghi dove gli artigiani lavoravano, delle massaie andavano a tingere l'acqua, e quindi anche oggi attorno a questi luoghi va in scena un po' una rappresentazione autentica della vita di questa comunità, che è la comunità di Udine. Sui tavoli, ecco, di legno non è raro trovare le persone che giocano alla briscola, al 3-7, e a volte anche ci scappa anche qualche giro di morra, nonostante questo gioco sia proibito dal 1928, ma si sa che le tradizioni, ecco, sono dure a certo, morire. Infatti.
Queste osterie offrono una cucina molto semplice, piatti di fagioli, le trippe, la polenta, il fricco, le tradizionali polpette di carne, ovviamente tutto sempre innaffiato da vini sfusi in bottiglia. Un tempo nelle osterie si serviva per tradizione solo vino locale, ma a causa della bassa gradazione alcolica era poco durevole questo vino, anche i parassiti e le malattie abbassavano ulteriormente la quantità e la qualità, e così nell'Ottocento è divenuta prassi comune tagliare il nostro vino locale friulano con un altro di provenienza foresta, in genere del sud Italia, e da qui, ecco, mi piace raccontare questa cosa perché da qui nasce il termine ancora oggi molto in voga, taille di vin, che significa proprio indicare all'oste un buon bicchiere di vino. E come per la morra, anche la tradizione appunto del bere un buon bicchiere di vino in osteria è una tradizione che è dura a morire, resiste quindi al passare del tempo. È assolutamente da consigliare poi questo giro nelle osterie, perché si vive proprio il cuore della città, si entra nel vivo e poi sembra sempre di tornare un po' indietro nel tempo, no? Sì. Queste osterie e baccheri infatti sono luoghi pensati in genere per proprio tutta la cittadinanza, la popolazione che vive come in un'estensione della propria casa. Tant'è vero che osterie e taverne e baccheri vengono appunto frequentati anche per festeggiare qualsiasi tipo di rito o di incontro o di proprio tradizione, ecco, andarci non solo per ritrovarci, ma per spendere la propria vita, che prima del rientro a casa un passaggio in osteria è diritto. Voglio dire anche che questa arte che è nata poi dai vinattieri e nelle taverne è un'arte che riporta ancora alla Firenze medievale. Infatti l'arte dei vinattieri è una delle arti minori delle corporazioni delle arti e dei mestieri. Inizialmente i vinattieri erano associati ai fornai e agli albergatori, ma già nel 1288 questi si distaccarono e crearono proprio una propria corporazione, il cui simbolo è un calice rosso su sfondo bianco. E una nota particolare è che proprio il patrono di questi vinattieri è San Martino, e da qui si ricorda anche il nostro detto popolare: a San Martino ogni frutto diventa vino. L'11 di novembre, il giorno di San Martino, il giorno tradizionale quando appunto nelle cantine il vino incominciava a fermentare. Ecco, quindi come dire, nelle osterie c'è l'avvicendarsi di molteplici attività, di incontri, sono luoghi proprio dove si vuole incontrare le persone che vivono in modo autentico la città. Consiglio decisamente di entrare in un'osteria e ordinare il famoso taille di vin. Poi adesso ne conoscete anche la storia e quindi lo farete ancora con più consapevolezza. Chiudiamo dicendo, visto che siamo partiti raccontando anche di questa figura degli accogliatori di città, con l'itinerario vinattieri e taverne, visto che prima ci ha raccontato la storia, guidato proprio dagli accogliatori di città dell'ufficio turistico di Spilimbergo. Marina. Sì. Vi aspettiamo. Grazie per essere stata con noi. Allora, Marina Del Colle, che vi porta insomma a scoprire osterie e il cuore di Udine, ma non solo, anche di Spilimbergo se andate a trovarla. Seguitela allora per scoprire di più anche sui social. Grazie per essere stata con noi, Marina. Allora, che dire, ci diamo appuntamento in osteria. Grazie a tutti voi, cin cin.